Sarà il Real San Zeno di Arzignano, l'avversaria del Bassano 1903 nei quarti di finale del trofeo Regione Veneto di prima categoria. Ieri il sorteggio in comitato regionale, la prossima settimana un'estrazione decreterà il campo di gioco. Per ora di certo c'è solo la data, mercoledì 30 gennaio, e l'avversario appunto il Real San Zeno, che negli ottavi ha eliminato di misura 1-0 il Malo. Per pensare alla Coppa però ce n'è di tempo, meglio dunque concentrarsi sul campionato, anche perché domenica si torna di nuovo in trasferta sul campo del Galliera e si sa, lontano dal mercante i giallorossi faticano più del previsto. Di fronte troveranno un avversario a caccia di punti dopo il pari a reti inviolate rimediato la scorsa domenica a Riese. I bassanesi ritroveranno Maino in panchina e potranno contare anche sui due nuovi innesti, Garbuio che ha debuttato in giallo-rosso già la scorsa settimana e Baldissera pronto a vestire per la prima volta la maglia giallo-rossa. E intanto in casa Bassano 1903 si lavora già in vista dell'ultima giornata del girone d'andata, l'ultima gara prima della pausa invernale, e si preannuncia già una grande festa giallo-rossa.